Buona giornata, buona serata, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio venetoglobe.com, la nostra web tv, il nostro sito che ci accompagna e ci fa trovare naturalmente lo spazio dedicato allo sport. Veneto Globe Sport inizia ogni sera alle 19:30 dal lunedì al venerdì, in replica registrata alle 23:30. Ci potete vedere anche sul canale 813, per il momento soltanto per la provincia di Belluno, a cui va il nostro sentitissimo saluto, e al più presto per tutto il nostro Veneto. Andiamo ad iniziare ed iniziamo naturalmente con il calcio. La nazionale Under 19 dell'Italia ha vinto l'altro giorno la gara di esordio per 1-0 contro la Finlandia e domani nuovamente in campo contro il Portogallo. Il calcio tiene banco anche sulla Gazzetta dello Sport di quest'oggi, con la pagina centrale occupata da un Credici Juve dedicato ancora a Ronaldo, con la possibilità mai come adesso di questo assalto vincente possibile alla Champions League. Notizie poi in apertura su Capitan Inter e sul Milan, con Elliott in campo, e cresce la possibilità di rivedere Leonardo al Milan. Pagina conclusiva qui in fondo, durissima la procura della FIGC su Chievo e Parma, le vuole giù, ci sono richieste da Serie B. Per i veronesi meno 15 punti, il Crotone sarebbe ripescato, Emiliani non promossi, e allora oppure a meno 6 però in Serie A. Questo per quanto riguarda la situazione che si è venuta a complicare ulteriormente nel calcio italiano, nel calcio nazionale. Il calcio invece regionale e provinciale è tranquillo, attende di sapere, soprattutto lo attendono in via Biagi a Montebelluna, come abbiamo sentito ieri con l'intervista a Francesco Checco Feltrin, attendono di sapere se sarà Serie D oppure eccellenza per il Monte, però Checco Feltrin ha detto: sono venuto perché mi mancava lo spogliatoio, mi mancava il profumo dello spogliatoio, mi mancava il calcio giocato, sono venuto anche se sarà indifferentemente o Serie D o eccellenza. Per quanto riguarda l'eccellenza sono tutti pronti per iniziare, tranne il Montebelluna ed il Giorgione, che inizieranno il 23 e il 25 luglio, gli altri a partire dalla fine mese 30-31 e poi fino al 6 di agosto, compreso anche per quanto riguarda il campionato di promozione, altro bel campionato di promozione veneta. Abbiamo parlato anche della nuova stagione dell'Imoco Volley Conegliano, l'abbiamo fatto l'altro giorno e ripeschiamo e andiamo a riproporvi, perché molti tifosi ce l'hanno già chiesto, anche perché c'è stato l'apertura, il boom alla Garbellotto Botti dell'apertura per gli abbonamenti, e allora molti tifosi che abbiamo incontrato in quella giornata ci hanno richiesto di rivedere proprio le dichiarazioni e le parole del presidente Piero Garbellotto, e noi li accontentiamo così. Siamo con il presidente Piero Garbellotto per parlare di Imoco Volley Conegliano. State preparando la stagione prossima. Da dove partiamo, presidente? Dalla grande vittoria del campionato o da questa campagna acquisti? Ma io direi che partiremo dal calendario, che sarà la cosa più difficile del prossimo anno. Sicuramente l'anno scorso è stato un bell'anno, ci portiamo dietro un gran trofeo che è lo scudetto, ci fa ripartire con orgoglio, voglia di far sempre bene. Ripartiamo da un calendario che si presume già abbastanza difficile, poi questo lo sapremo lunedì dopo l'assemblea di Lega. Sì, un calendario che vede o 12 o 13 squadre, insomma c'è un po' di confusione su questo. Sì, la federazione ha indetto a 14 il campionato di Serie 1, poi con ritiro di peso saremo in 13. Saremo in 13 in un periodo abbastanza ristretto, perché con il mondiale è ancora più compresso il nostro campionato, quindi noi, avendo che poi gli impegni europei, sarà abbastanza impegnativo, perché giocheremo quasi tutti, credo, ogni 3 giorni. Pietro Maschio ha fatto un'ottima squadra, una panchina bella profonda, ci manca ancora un'ultima pedina che dovremo scoprire a giorni, e quindi credo che saremo in grado di affrontare tutte le cose, però diventa sempre difficile veramente sostenere 50 partite in poco meno di in circa 5 mesi. Ecco, lei ha sostenuto questo bel trofeo, ma ha sostenuto anche da sempre che un altro bel trofeo è questo dei tifosi. Quello dei tifosi, che infatti quello è il Palaverde, e resta il Palaverde perché è il trofeo dei tifosi, il trofeo di tutti quanti noi. Per noi la più grande soddisfazione, dal primo anno siamo passati da 49.000 presenze agli 87 di quest'anno, e siamo ininterrottamente la prima squadra d'Italia per pubblico. Penso che sia la più bella soddisfazione che una società, che io, Pietro Maschio e Arianna Paolo possiamo avere. Parliamo di squadra adesso, la contentezza dei tifosi e non solo, gli addetti ai lavori e anche vostra, di aver tenuto l'ossatura principale. Sì,
tenere un filo conduttore è importante perché permette di fare amalgama più velocemente. Pietro Maschio ci è riuscito, non è facile perché non siamo solamente noi a fare il mercato, ma ci sono anche le altre società, ci sono anche i procuratori. Ci sono anche i costi che stanno lievitando, anche quelli ininterrottamente da 6 anni, quindi è tutto, diremo, un incastro che per il momento insomma siamo riusciti, che per quest'anno siamo riusciti a fare, cosa che magari negli altri anni abbiamo fatto un pochettino più fatica. Se n'è andata Brisio, che un po' era l'unica pedina importantissima persa, però abbiamo guadagnato il ritorno di Isi e adesso manca questa giocatrice, si parla di Giappone? Allora, abbiamo avuto il ritorno di Isi e abbiamo guadagnato Silla, che è lo stesso ruolo di Brisio. E come secondo posto speriamo che arrivi dal Sollevante. Tuttavia le carte sono ancora aperte perché la trattativa non è poi così semplice, però con un buon bicchiere di prosecco speriamo di convincerli. Silla è un bell'acquisto, in particolare leggevo un'intervista di ieri dove diceva non sono più incasinata come quando sono arrivata a Bergamo, meno male. Ma diciamo che Bergamo è la scuola, credo, a me piace paragonarla alla Juventus, no? Cioè, ha uno stile tutto suo e riesce a inquadrare anche giocatrici che magari hanno un carattere un pochettino più frizzante. Silla arriva, è una pedina importante anche perché essendo italiana ci permette di cambiare un pochettino meglio quello che sono le squadre titolari, quindi restare dentro quella norma delle 4 straniere in campo e delle 7 serate totali, che è scesa rispetto all'anno scorso che erano 8. Credo che si incastrerà bene nel nostro roster perché siamo la squadra del Prosecco, lei ha un carattere frizzante, quindi potremo andare solo d'accordo. Frizzante anche Santarelli perché c'è questa nomina a commissario tecnico della Croazia. C'è questa nomina a commissario tecnico della Croazia, noi l'abbiamo sostenuto, ma sicuramente può impensierire a 360 gradi un doppio incarico del genere, perché abbiamo visto anche Mazzanti quando è stato incaricato di seguire l'Italia, è inevitabilmente qualcosa che può distrarre. È vero che la Croazia non è l'Italia perché è una nazionale che ha bisogno di riformarsi, che ha chiuso un ciclo, è una nazionale che è più piccola, almeno per la pallavolo, visto i risultati del calcio. È altrettanto vero che però il contratto che gli hanno proposto è stato molto intelligente, perché lui avrà un mesetto di impegno quest'estate e poi sarà praticamente impegnato la prossima estate, quindi ha tempo, un anno di consolidarsi con noi per poi ricominciare un cammino con la nazionale. Personalmente io sono contento per lui, sono contento per la Fabris, io mi sento che particolarmente vicino alla Croazia perché di famiglia lavoriamo lì da tanti anni, quindi un grande in bocca al lupo. Un grande in bocca al lupo e Presidente, che cosa è stata una stagione perfetta, quasi, insomma la Champions lascia un po' di rammarico, quindi? Alla Champions ci penso spesso, però forse non era il nostro momento. Vediamo i prossimi anni. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Mi piacciono queste dichiarazioni oggi va su Maschio, di Garbellotto, perché proprio in virtù di questo e della squadra fatta ci saranno soddisfazioni da prendersi e tranquillizziamo e tranquillizzano un po' tutti i tifosi che hanno già cominciato, avete sentito, a stilare e a prendere gli abbonamenti in grande quantità. Un'occhiata adesso anche alla TVB Basket Treviso che sta completando il suo roster con gli ultimi acquisti e le ultime cessioni, pedine importanti stanno arrivando, si inizierà il 20 agosto a Sant'Antonino, mini ritiro poi a Domegge di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, la prima amichevole il 4 settembre a Pieve di Soligo contro Udine, poi ci sarà la Final Four importantissima di Supercoppa contro Fortitudo Bologna, Casale e Tortona, mica da ridere, ed il campionato che inizierà il 7 ottobre. La notizia di oggi, che rimbalza anche sui quotidiani, è quella che tra TVB De Longhi e Istrana potrebbe nascere una collaborazione proficua, interessante, importante, che permetterebbe agli under 18 e agli under 20 di giocare nella Serie C Silver, appunto, dell'Istrana. A guidare la squadra ci sarebbe niente po' di meno che Denis Marconato. Ancora basket, e allora basket trevigiano, Ponzano purtroppo deve rinunciare alla sua categoria, la Serie C, ha chiesto tra l'altro una wild card e la possibilità di giocare in Serie D, in bocca al lupo. Passiamo al rugby. Benetton Treviso adesso che ha iniziato a sudare già da un mesetto, più o meno da molte settimane, presso i campi della Ghirada. Ne abbiamo scoperti nella settimana scorsa alcuni giocatori, continueremo a scoprirli giorno per giorno. Oggi andiamo con molto piacere a salutare il ritorno di Angelo Esposito, l'altro anno colpito da un brutto incidente durante il campionato. Sentiamolo. Si sta ritornando, speriamo più forte di prima, si lavora per questo e
C'è il rammarico un po' per come è andata questa stagione a livello personale, perché sì, è partita molto bene, mi sentivo in forma e arrivavano le mete, però quella è una cosa diciamo secondaria. Però il sentirsi bene e la squadra che gira bene dopo ti porta anche a fare quello, ecco. Un po' di rammarico c'è perché era partito col piede giusto e eravamo più o meno a metà stagione, dopo si è capitato questo infortunio che purtroppo nel nostro sport può succedere, però insomma da qui si riparte e si ritorna. Come sta andando la riabilitazione? La riabilitazione sta andando bene, tutto secondo i piani, ecco, stiamo seguendo le tempistiche, abbiamo degli obiettivi e in base agli obiettivi quando li raggiungiamo possiamo passare agli step successivi, quindi per adesso sta andando tutto liscio, non ci sono complicazioni. E ora siamo tornati dal periodo di vacanze, quindi stiamo riprendendo un po' i ritmi e stiamo cercando di caricare un po' di più anche perché sono quasi passati 6 mesi ormai dell'infortunio e quindi ora è il momento di caricare. E com'è stato rimanere fuori? Immagino che oltre al problema fisico anche quello morale, no? È stata dura, è sempre dura quando uno sta fuori per via di un infortunio, anche perché sembra di non dare il giusto contributo alla squadra, anche se magari nel piccolo da fuori si riesce sempre a fare qualcosa, però non è la stessa cosa come quando uno ha la maglia addosso e scende in campo. Però è stata dura, è dura vedere i miei compagni che giocano e lottano e tu che sei fuori e cosa vuoi fare? Tifare, quello sì. E questo è stato importante. Gli obiettivi, abbiamo detto che aspettiamo con calma per decidere il rientro. E gli obiettivi quali saranno? Quelli di fare una buona stagione? Gli obiettivi miei personali? Beh sì, sicuramente quella di riprendere dall'infortunio, lasciarmelo alle spalle e acquisire una mentalità sotto questo aspetto molto più forte e poi dopo da lì mettere vari step per quanto riguarda obiettivi personali, come magari può essere quello di segnare altrettante mete, di ritornare in nazionale e a livello di club vincere, mettere vittorie in casa, fuori casa, essere un po' più solidi rispetto all'anno scorso che forse è mancato quello, un po' di solidità, però stiamo lavorando per questo, ecco. E da fuori hai avuto la possibilità di vedere la tua squadra, la società. Sta crescendo perché un Pro 14 così è notevole. Sì, stiamo crescendo, abbiamo fatto un'ottima annata l'anno scorso, ricordiamo un record di vittorie e tante vittorie consecutive anche, quindi eravamo entrati proprio in un loop positivo e questo aiuta tantissimo a livello morale, anche sulla crescita poi dei ragazzi più giovani, insomma. E, diciamo... Non volevo toccare questo che hai detto tu, i ragazzi più giovani. Da anziano come vedi anche i nuovi arrivi? Beh, nuovi arrivi c'è tanto entusiasmo, all'inizio sono un po' timidi, però comunque questo è normale. Però vedo che sono tutti ragazzi appunto giovani che hanno voglia di fare, di lavorare, di mettersi a disposizione della squadra, quindi questo già è importante. Buonissima guarigione, perfetta guarigione per Angelo Esposito, in bocca al lupo naturalmente per la prossima stagione. Allora andiamo a scoprire adesso un'altra disciplina sportiva presentata ieri sera a Pieve dal Pago, quindi nel Bellunese, ci vedranno sul canale 813 gli amici della provincia di Belluno. Triathlon Sprint Gold Silca Cup che si correrà domenica 22 luglio prossimo. Attesi oltre 500 atleti sul lago bellissimo di Santa Croce in uno scenario incantevole che porterà in evidenza ancora una volta il triathlon, come ci conferma Aldo Zanetti. Siamo qui per fare innanzitutto un po' di numeri, è veramente già un successo iniziale perché anche se ancora non si sono chiuse completamente le iscrizioni siamo già a oltre 500 iscritti e questo ci fa molto piacere perché portare degli atleti in Alpago non è proprio così scontato, ma hanno gradito la località fin dall'anno scorso e fin dai primi anni che hanno organizzato. Quest'anno che non ci sarà nemmeno il campionato italiano cross, ci aspettavamo una regressione negli iscritti, invece sono aumentati, quindi questo è un bellissimo segnale. Il tempo abbiamo visto che ci aiuta perché per tutta la settimana è previsto bel tempo, forse anche troppo caldo, ma non lamentiamoci di questo perché gli atleti sono abituati a tutto ciò.
e quindi noi da qualche giorno adesso abbiamo già iniziato i preparativi, nel fine settimana completeremo il campo gara, che è sempre molto complicato allestirlo, e su questo noi siamo abbastanza perfettini, diciamo, per allestire al meglio e portare gli atleti in una location dove tutto funzioni bene. Hai detto bene, location che tra l'altro è splendida, favolosa, tu hai sempre puntato anche sul turismo e sul far arrivare le persone. Beh, sicuramente le nostre colline, le nostre montagne, le nostre prealpi vanno sempre valorizzate, perché è un territorio stupendo quello che abbiamo intorno a noi. Portarli al lago di Santa Croce, e tra l'altro nel rispetto anche di quello che c'è già, compresi tutta l'attività di kitesurf che c'è in quel lago, e visto che andiamo al sodo abbiamo addirittura modificato un po' l'orario anticipando al mattino entrambe le gare sia femminili che maschili, proprio per dare modo, quando si alza il vento, che normalmente si alza da mezzogiorno all'una, ai surfisti di fare la loro attività. È stato anche un segno di gratitudine alla località, ma anche di riconoscimento a tutto quello che già si svolge in località Fara dal Pago, Lago di Santa Croce, e quindi anche questo comunque è un gradimento da parte dei nostri triatleti, perché vedersi poi fermarsi lì al pomeriggio con tutti questi colori che girano per il lago è sempre una bella cosa da vedere. E un triathlon che continua la sua ascesa. Sì, Silca Cup è nato tanti anni fa, non ricordo neanche più quanti anni fa, in quel di Lago di Revine, ma di Tarso prima, e poi sulla sponda Santa Maria di Lago. Poi per varie vicissitudini è stato spostato in Alpago. Comunque sta continuando, e per vie diciamo diverse dalla normalità, perché qualche anno è stato appunto campionato italiano giovanile, qualche anno è stato campionato italiano assoluto, addirittura un anno è stato prova di Coppa del Mondo di Under 23 e campionati europei Youth. Sta comunque facendo crescere il triathlon nelle nostre zone, innanzitutto portando tanti turisti sportivi innanzitutto, ma soprattutto fa vivere una giornata di spettacolo, perché non è usuale dalle nostre parti vedere un triathlon. Si conclude con il triathlon con questa intervista di Aldo Zanetti, il nostro appuntamento Veneto Globe Sport sulla nostra web tv venetoglobe.com, sul canale 813 per quanto riguarda il digitale terrestre, per quanto riguarda momentaneamente la sola provincia di Belluno. A tutti voi una piacevole serata, a risentirci a domani 19:30 e 23:30.